indimenticabile, quindi io sono molto legato a mia squadra, tengo a dire questo. Ho avuto qualche problemino con l'amministrazione attuale. Non vorrei, non sono qui per istigare polemiche, sono qui per spiegare una cosa, perché i cittadini di qua forse sono disinformati, non forse, sono sicuro, perché conosco tanta gente, so cosa, casa per casa cosa si dice, quindi sono informato, lo posso tranquillamente affermare. Il problema qual è? Il problema è che, e dico una cosa solo, una, è chiunque possa, vediamo chi mi smentisse. Davanti al giudice di Rovigo, io sindaco di Villamazzana, Chiara Turolla sindaco di Arquà, abbiamo detto, il giudice ci ha chiesto, questi soldi sapete dove li dovete spendere? C'era anche Inox Fondi con la sorella avvocato, per onore del vero. Abbiamo detto ok, li spendiamo lì, io ho detto sì, Chiara ha detto sì. Non è stato così, basta. Dopo tutte queste vicissitudini, se vogliamo, le svisceriamo in un altro momento. Però questa è una verità. Io mi sono dato da fare, ho cercato l'appoggio, non l'ho avuto. Sono andato avanti da solo, perché io non voglio la ricerca di confusioni, quei soldi lì andavano spesi lì, è facile. Non voglio andare avanti perché sennò arrivo a polemizzare, non è una bella cosa. Quindi, buonasera a tutti, sono qui per portare il saluto. No, però sono stato invitato per dire qualcosa, una cosa solo, inconfutabile, questa è verità. Comunque cittadini sappiatelo che è così. Io sono stato lasciato solo, perché dovevamo farlo assieme. Il perché non chiedetelo a me. Io sono andato avanti per la mia strada, ok? Quello che avevamo promesso, io l'ho mantenuto, qualcun altro non l'ha mantenuto. No, il motivo cercatelo voi, chiedetelo voi, ve lo spiegheranno a voi. Per carità, non voglio incolpare nessuno, ma vi dico che questa è la verità principale, tutto il resto dopo si lascia leggere. Avvocato, lei era, ecco brava, allora cominciamo così. Lei il giorno che eravamo davanti, ferma, c'era l'avvocato, c'era l'assessore, eravamo davanti al dottor Caterino. Chieda all'assessore e anche all'avvocato, sì, è perfetto, Sua Eccellenza, che se fosse ancora qua, le dico questo, non sarebbe successo quello che è successo fino ad oggi. Erano presenti, chieda che figura hanno fatto quando il prefetto si è un po' così arrabbiato. Lo chieda, lo dica all'avvocato che figura, visto che è venuta per polemizzare, io non volevo polemizzare, io sono venuto a portare il saluto di Villamazzana e l'appoggio a questa lista. Se a lei non va bene e è venuta a provocare, lo faccia pure. Nessun problema. Io devo una verità, una solo, io non ho speso 70.000 euro di avvocati a Villamazzana, li ho spesi per fare lavorare la gente, capito? Grazie signori, buona serata.